giovani. Adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, che parla anche di questo e di due notizie comunque importanti che arrivano dal mondo dell'economia. Guardate. Il più importante armatore norvegese ha ordinato all'italiana Fincantieri, che ha sede a Trieste ed è di proprietà pubblica, la costruzione di 4 navi da crociera di nuova concezione, con l'opzione per ulteriori 2 unità. Sono navi da 140.000 tonnellate di stazza, quasi 300 metri di lunghezza, capaci di ospitare 3.300 passeggeri e progettate con particolare attenzione ai consumi e all'impatto ambientale. Ogni nave costa 800 milioni e se l'opzione verrà esercitata, il valore della commessa arriverà dunque a 4 miliardi e 800 milioni di euro. È un'ottima notizia, giunta questa mattina proprio mentre l'Istat forniva i dati sul commercio estero relativi al 2016. Qui di nuovo c'è la conferma che la nostra economia è viva e in grado di competere. L'anno scorso l'avanzo della bilancia commerciale italiana ha superato infatti i 51 miliardi, segnando un record perché si tratta del valore più alto da almeno 25 anni, cioè dall'inizio delle serie storiche nel 1991. Da notare che la Germania, nostro primo cliente, ha aumentato le importazioni dall'Italia di oltre il 10%. I segnali di vitalità delle imprese contrastano con la situazione drammatica dell'occupazione giovanile. A Udine, dove si tiene in questi anni l'annuale Future Forum, sono stati forniti numeri impressionanti. Uno in particolare, il calo dei 625.000 occupati, accusato nel periodo 2008-2015 nel nostro paese, è interamente attribuibile ai lavoratori giovani e giovanissimi espulsi dal mercato del lavoro. Anche la timida ripresa occupazionale registrata negli ultimi mesi non riguarda in alcun modo i giovani. Dal forum di Udine, dove si discute di innovazione, è arrivata la proposta di fornire a 1 milione di ragazzi una dote da spendere in attività formative concordate con le aziende, una sorta di reddito di cittadinanza che consenta di costruirsi un lavoro.